per spiegare il tema della mostra. Simulacri dell'uomo nasce da un mio vaneggiamento, come ogni mostra che curo, rispetto appunto all'evoluzione della rappresentazione della figura umana nel tempo. Poi a grandi linee vedrete un discorso su questo tema nel catalogo, perché a fine mostra, verso fine metà mostra, tutti gli artisti riceveranno in PDF il catalogo. C'è una critica per ciascuno che ho scritto in questi giorni, in cui esploro un po' il vostro lavoro, le vostre tematiche. E quindi i simulacri dell'uomo parte ovviamente dall'antichità, dalla preistoria, con le rappresentazioni murali sulle pareti delle caverne, in cui i primi uomini lasciavano le loro impronte, oppure scene di caccia, come sappiamo rituali, per testimoniare la loro presenza nel mondo, quindi già in età preistorica. È molto interessante il percorso che la figura umana fa dalla Grecia classica, quindi con i canoni di rappresentazione del corpo umano, come sappiamo il numero aureo, in cui ogni realtà naturale si rispecchia, fino ad arrivare, facendo salti, al Rinascimento, umanesimo, quindi l'uomo al centro della creazione, un'idea di bellezza classica, quindi si ripercorre ancora una volta la plasticità, e poi arriviamo, diciamo, salto al secondo dopoguerra, quando ancora con l'espressionismo il canone della bellezza viene un'altra volta rivisitato, la figura umana viene distorta, disarticolata, vediamo per esempio la secessione viennese, fino ad arrivare alla stagione dell'informale, in cui scompare la figura e l'interiorità dell'uomo viene impressa sul supporto a significare appunto i sentimenti, le passioni che travolgono, che quindi annullano la parvenza umana. Come vedrete infatti in mostra ci sono anche dipinti che sembrano non avere nulla a che fare con il corpo umano, infatti abbiamo anche astratti, abbiamo raffigurazioni di fiori, ma perché hanno sempre a che fare comunque con l'interiorità, con una rappresentazione dell'uomo, se vogliamo, traslata, metaforica. E in seguito poi abbiamo il neofigurativismo, e ecco, ritorniamo poi ad una matrice concettuale e di nuovo ad una rappresentazione minimalista e quindi scarnificata. Penso per esempio, sempre in ambito informale, agli ostaggi, gli otage di Fautrier, o comunque io amo tanto anche le teste di Enrico Bai, per essere in ambito ancora un po' più contemporaneo. E quindi un ritorno, se vogliamo, ad un'arte bruta, elementare, e un ritorno, diciamo, al primitivo, quindi un ritorno alle origini. È molto interessante capire come poi ogni artista ha esplorato questi temi, e quindi andiamo con ciascuno di quelli presenti, anche non, a fare un giro, una carrellata rapida, e a guardare un attimo le opere che sono esposte. Grazie a tutti voi.